Santa Margherita fu la confidente del Sacro Cuore di Gesù. Nacque il 22 luglio 1647 in un piccolo villaggio della diocesi di Autun, da una famiglia rispettabile. Fin da giovane nutriva un amore profondo per la Vergine Maria e per l'Eucaristia. Dedico la sua verginità a Dio. Durante l'adolescenza, Margherita attraversò una fase di conflitto tra l'amore umano e l'amore divino, ma alla fine l'amore per Dio trionfò. Fu scelta da Dio per rivelarle i tesori ineffabili del suo cuore. A 23 anni entrò nel monastero della Visitazione a Paray-le-Monial, dove iniziarono le sue straordinarie esperienze spirituali e le sue conversazioni con il suo celeste sposo. Nonostante le sue profonde esperienze, Margherita rimase umile e aveva una particolare devozione verso la passione di Nostro Signore. Sentiva compassione per le offese che continuamente ferivano il cuore sacratissimo di Gesù e desiderava ripararle. Un giorno, mentre pregava ai piedi della croce, Gesù le mostrò il suo cuore infiammato e circondato di spine, dicendole: «Ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e che riceve solo ingratitudini». Margherita si dedicò con tutte le sue forze a diffondere la devozione al Sacro Cuore. Affrontò numerose difficoltà e lotte, ma fu sostenuta da San Claudio della Colombière, suo confessore, il quale aiutò a diffondere il suo apostolato oltre le mura del monastero, raggiungendo molte persone nel mondo. Il suo direttore spirituale le ordinò di scrivere le sue esperienze ascetiche, ma Margherita iniziò l'autobiografia mostrando la sua repulsione verso tale richiesta. «Per amore di te, mio Dio, mi sottometto all'obbedienza di scrivere queste memorie e ti chiedo perdono per la resistenza che ho opposto finora. Solo tu conosci la forza della mia repulsione e solo tu puoi concedermi la forza di superarla. Devo fare uno sforzo enorme per scrivere tutte queste cose che ho tenuto nascoste con gelosia e precauzione per tanto tempo. Queste parole mi hanno dato grande coraggio, ma la paura che il mio scritto cada sotto gli occhi di altri continua. Attraverso Santa Margherita, il Sacro Cuore di Gesù ha fatto molte promesse ai fedeli che praticano questa devozione. La più rilevante è la grande promessa. Tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di 9 mesi consecutivi avranno la grazia della perseveranza finale. Non moriranno nella mia dispiacenza né senza ricevere i santi sacramenti. Sarò io stesso il loro rifugio sicuro in quell'ora. Il 17 ottobre 1690 Margherita, consumata dall'amore di Dio, morì serenamente nell'abbraccio dolcissimo di quel cuore che tanto aveva amato. Furono molti i miracoli operati per la sua intercessione e Papa Benedetto XV la proclamò santa. Successivamente, Papa Pio XI estese il suo ufficio a tutta la Chiesa. O Santa Margherita Maria, tu che hai avuto il privilegio di partecipare ai tesori divini del Sacro Cuore di Gesù, ti preghiamo umilmente di ottenere per noi le grazie di cui abbiamo bisogno.
Rivolgiamo a te la nostra supplica con una fiducia illimitata, sapendo che il tuo cuore è stato intrecciato a quello del nostro Salvatore. Ti preghiamo, Santa Margherita, di presentare le nostre richieste a quel cuore adorabile, affinché possiamo essere favoriti con le grazie che tanto desideriamo. Confidiamo nella tua intercessione, sicuri che il cuore divino ascolterà le tue suppliche a nostro favore. Che le tue preghiere, Santa Margherita, possano glorificare e amare ancora una volta il cuore di Gesù, che la tua devozione e il tuo amore per Lui siano fonte di ispirazione per noi, spingendoci ad abbracciare con fervore la devozione al Sacro Cuore. O Santa Margherita Maria, tu che hai sperimentato l'amore infinito di Gesù e hai conosciuto la potenza della sua misericordia, implora per noi la grazia di accogliere con cuori aperti il suo amore, di vivere secondo i suoi insegnamenti e di diffondere la devozione al Sacro Cuore ovunque andiamo. Ti preghiamo, Santa Margherita, di essere la nostra guida e il nostro esempio, aiutandoci a perseguire la santità e a vivere una vita che glorifica il cuore di Gesù. Concedici la grazia di amare come Gesù ama, di perdonare come Gesù perdona e di servire gli altri con generosità e compassione. O Santa Margherita Maria, intercedi per noi presso il cuore di Gesù, affinché possiamo essere trasformati dalla sua grazia e testimoniare il suo amore nel mondo. Possiamo imparare da te a vivere con totale abbandono a Dio e a rispondere con gioia e generosità alla sua chiamata. Santa Margherita Maria, prega per noi e ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno, affinché possiamo camminare fedelmente sulle orme di Gesù e glorificarlo con le nostre vite. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.